Pressing sui docenti affinché il personale scolastico non ancora immunizzato si vaccini prima della riapertura delle scuole. Oggi l'invito del generale Figliuolo alle regioni ad attivare corsie preferenziali per i prof in hub per incentivare la vaccinazione. Oggi c'era un appello da parte del generale Figliuolo a tutti gli insegnanti alla vaccinazione. Lo condivido, come l'appello lo estendiamo anche ai cittadini in senso generale, agli operatori della sanità e ai cittadini tutti. Allora noi stiamo vedendo una cosa, che anche sulla variante Delta ad oggi quei 27 casi che abbiamo in Veneto nei cluster fondamentalmente sono tutti asintomatici, il che vuol dire che comunque il vaccino qualcosa sta facendo, a differenza di altre realtà. Per questo avvio tante le ipotesi che si rincorrono, tra cui quella di un Green Pass scolastico ai non vaccinati in DAD, già tramontata, ipotesi che Zaia boccia categoricamente. Non sono d'accordo, nel senso che penso che la scuola deve essere un ambiente libero e rispettoso delle libertà. Noi dobbiamo invece fare in modo che a scuola non ci vadano quelli che possano portare l'infezione. Vaccinazione che procede, ma fa i conti con le quantità di dosi. Abbiamo un contratto europeo che è ridicolo e ci tocca dire come Veneti che avremo la possibilità di fare almeno 100.000 dosi al giorno e andiamo avanti a scartamento ridotto con 30-40.000 dosi. Altro fronte attivo quello dello screening con i tamponi, monitoraggio reso capillare dall'avvio presso i Covid Point dell'accesso ai tamponi libero e gratuito e senza bisogno di impegnativa, con l'obiettivo di individuare e circoscrivere per tempo il virus, dove incombe lo spettro della variante Delta. Ci preoccupa l'aumento della variante Delta che effettivamente sta aumentando anche in Veneto, anche se oggi siamo solo attorno al 10%, quindi non c'è un aumento esponenziale. Sicuramente bisogna continuare a tracciare, a fare i tamponi, a fare i sequenziamenti, ma soprattutto la popolazione deve essere vaccinata perché ad oggi il vaccino è l'unica vera e importante difesa anche contro queste varianti.